Ben trovati, buon pomeriggio, nuovo appuntamento con Sicilia 24 Focus. Parliamo ovviamente oggi di elezioni, insomma quello che diciamo sono come dire, l'onda lunga, i riflessi di queste elezioni amministrative nelle quattro città più importanti diciamo che sono andate al voto in Sicilia, ovviamente i capoluoghi di provincia, ma soprattutto ci concentreremo oggi su Catania facendo anche un'analisi di quello che è lo sport preferito diciamo dai curiosi della politica, andare a vedere, andare a spulciare poi le liste del Consiglio Comunale, cioè come sarà composto il Consiglio Comunale. Intanto credo che abbiamo delle grafiche che possiamo subito far vedere. Vi presento Sergio Parisi, non ha mai smesso di essere assessore in realtà della giunta Pogliese, nonostante poi la giunta non ci fosse più. A un certo punto Parisi è rimasto nell'immaginario, insomma, dei catanesi, sempre assessore. Adesso è stata ufficializzata anche dal candidato sindaco, oggi sindaco, ha ufficializzato anche lui, si è un po' sciolto, Enrico Trantino, finalmente ha ufficializzato anche la sua presenza ovviamente in giunta, nella prossima giunta appunto che sarà targata Enrico Trantino. Allora dicevo, abbiamo delle grafiche che possiamo mostrare attraverso la regia, insomma, che riepilogano un po' di numeri, su quelli poi ragioneremo. Nel frattempo vi do anche il nostro numero di telefono 342 745 5005 per mettervi in contatto con noi, insomma se volete farci delle domande attraverso appunto WhatsApp. Allora intanto Parisi, che elezione è stata questa? Diciamo, abbastanza un'elezione direi scontata, nel senso che tutti si aspettavano un grande risultato del centrodestra, i dubbi erano se si superava o meno il 60%, cioè le liste se avessero superato il 60%, si sta toccando la punta del 70%, quindi oltre in questo caso le aspettative, però la verità è che il centrodestra è andato compatto, ha creato una coalizione super granitica sulla scorta di quello che è il governo regionale. I partiti sono stati lungimiranti nel creare e solidificare questa coalizione, e i numeri ovviamente parlano chiaro. Senta Parisi, io non ho fatto il conto se in questo momento, perché ancora i dati, lo diciamo ai nostri telespettatori, ancora lo spoglio su Catania è in corso, mancano meno di 100 sezioni, ma insomma è ancora in corso, su 336 è ancora in corso. I dati si stanno ovviamente definendo, io non ho fatto il conto se le liste hanno superato insomma i numeri del sindaco, del candidato, credo di sì, non so in che percentuale. Sì. Non so se nella famosa percentuale fisiologica o se 5%, ma però ecco, Enrico Trantino ha dimostrato, se non vado errato siamo sul 65% dei consensi diretti, ecco, io chiedo sempre alla regia, quando abbiamo le grafiche mandiamole in onda così le commentiamo, sono ovviamente i dati relativi al sindaco di Catania. Sì, numeri importanti, perché addirittura sono stati più importanti di quelli di Pogliese, che è stata eletta con un grande plebiscito l'ultima volta, 53% contro 64%. Certo, numeri importanti ovviamente in epoche diverse, con situazioni diverse. Ricordiamoci che 5 anni fa c'era Enzo Bianco, 5 anni fa c'era il candidato dei 5 Stelle, Giovanni Grasso, c'era anche un candidato diciamo alternativo che non raggiunse numeri importanti, però in qualche modo incisa dal punto di vista delle percentuali. Adesso ripeto, il lavoro che è stato fatto dai partiti, devo dire la campagna che ha portato avanti Enrico Trantino, secondo me è una campagna elettorale impeccabile per quelle che erano le prospettive e quello che erano le necessità su questa campagna elettorale. In realtà erano gli altri che dovevano inseguire Enrico Trantino, e soprattutto i partiti del centrodestra probabilmente lo hanno fatto male, e quindi Trantino, diciamo, che ha condotto questa campagna elettorale per quelle che erano appunto le esigenze della campagna stessa. Allora, eccolo qua, lo vedete in grafica, tra i due, diciamo, competitor di centrosinistra e centrodestra, centrosinistra Maurizio Caserta e centrodestra Enrico Trantino, che ha vinto, abbiamo detto, col 64% dei voti.
c'erano una lista di differenza, cioè una lista in più per Enrico Trantino. Allora leggiamo i dati di Enrico Trantino, cioè del sindaco eletto a Catania, Forza Italia, così nell'ordine come li state vedendo, così non facciamo confusione. Forza Italia ha totalizzato il 12,81%, ripeto sono dati parziali, quindi devono essere ovviamente aggiornati soprattutto nello 0, e quindi in percentuale potrebbe scattare in questo caso il 13% o abbassarsi di poco la soglia. Al 6,4% noi con la Sicilia Popolari Autonomisti, e Grande Catania, l'altra lista degli autonomisti, è sopra il 10%, quindi 5,5 e 6,5 fa 17, insomma, per gli autonomisti che polarizzano su due liste il loro consenso, quindi che dividono su due liste il loro consenso. E la Nuova Democrazia Cristiana alla 6,5%, anche questo è un buon risultato, visto che è ritornata, insomma, nella scheda elettorale. Il partito di Fratelli d'Italia, il partito di Giorgia Meloni è al 15%, ripeto, 0, in più o in meno, ed è il primo partito a Catania. Prima l'Italia all'11,5% e poi l'altra lista di Fratelli d'Italia, possiamo dirla così, Enrico Trantino sindaco, anche se un po' più civica, totalizza l'8,5%, diciamo, totalizzando le due liste, insomma, ampiamente e abbondantemente avanti, insomma, anche con le liste Enrico Trantino. Il dato importante, ecco, rispetto a quello che si diceva prima, rispetto a 5 anni fa, diciamo, la Lega prese l'1,5%, ma non aveva una grande forza come quella di San Martino, Sudano, eccetera. E tra l'altro, facendo i conti, scusi Parisi, facendo i conti anche nelle province, credo che la Lega risulti il primo partito in provincia di Catania nei consensi, nelle percentuali, e avanti, primo partito in molti comuni, anche grossi, dove si è votato. Questo dato ovviamente suscettibile di verifiche ovviamente da parte di tutti, mentre Fratelli d'Italia è primo partito a Catania. A Catania comunque la Lega ha ottenuto un ottimo risultato, quindi diciamo nelle aspettative, ma ha confermato queste aspettative, quindi è stata sicuramente una marcia in più rispetto a 5 anni fa, e ripeto, è stato quell'apporto che chiaramente ha dato forza alla coalizione. I numeri veramente si erano già letti in partenza, quindi Si aspettava solamente l'ufficialità, che ripeto ancora non è arrivata perché mancano delle sezioni. Certo, tant'è che adesso gli ultimi dubbi che restano sono legati alle posizioni, ai candidati e ai seggi che devono scattare, quei seggi diciamo chiamati ballerini tra alcune liste, però diciamo il più ormai, anche per i dati che arrivano dalle varie segreterie, ecco, il più è fatto, quindi i dati più o meno. Allora, facciamo così, guardiamoli, rimettiamo la grafica di prima, quella con i partiti, diciamo, dove si leggono le liste del centrodestra e del centrosinistra, eccolo qua. Allora, Parisi, cerchiamo di smorfiare questi numeri. Abbiamo detto anche attraverso i nostri telegiornali che alla coalizione della maggioranza, quindi la coalizione del sindaco Enrico Trantino, spetteranno 30 di 36 scranni, sempre col forse, diciamo, perché appunto aspettiamo l'ufficializzazione alla chiusura dello spoglio. Quindi 30 su 36 scranni al comune di Catania, in assise comunale, andranno alla maggioranza. 6 andranno alle opposizioni. Delle opposizioni solo 2 partiti di tutti quelli che vedete in questo momento sotto il nome Maurizio Caserta, quindi Alleanza Verdi e Sinistra, Movimento 5 Stelle con Bianco per Catania, Partito Democratico e l'Ora del Popolo, e per Catania con Maurizio Caserta, quindi la lista del sindaco. Solo 2 di questi vanno a seggio e sarebbero quelli che superano la soglia del 5%, quindi il Partito Democratico all'8,20% e il Movimento 5 Stelle al 5,57%. Quindi queste due compagini prenderanno 5 consiglieri comunali, perché il sesto è il miglior secondo, in questo caso Maurizio Caserta. Di questi ci stavamo facendo i conti, chi potrebbero essere, insomma 3 dovrebbero essere del Partito Democratico, perché si gioca, è tutto proporzionale puro, quindi è un meccanismo complicatissimo da spiegare, il DONT si chiama così.
Però diciamo, nella ripartizione e nelle simulazioni che abbiamo fatto noi, anche incrociando quelle che abbiamo fatto noi con quelle che ha fatto Parisi, eccetera, dovrebbero risultare 3 seggi al Partito Democratico e 2 al Movimento 5 Stelle. Per il Movimento 5 Stelle dovrebbero essere eletti, se dovessero essere confermati i 2 seggi, il consigliere uscente Bonaccorsi e l'ex deputata regionale Giannina Ciancio, che anche lì se la gioca al voto con altri del suo partito. Quindi insomma questo prendetelo sempre un po' questo risultato con le pinze. Andiamo invece sulla maggioranza, sulle liste, perché qui diventa tutto molto più interessante. Come saranno ripartiti questi 30 seggi? Allora, partiamo da Fratelli d'Italia, che è il partito, diciamo, che in percentuale ha ottenuto più voti, e Fratelli d'Italia, secondo il nostro calcolo, dovrebbero andare tra i 6 e i 7 seggi. 6/7, 6 sicuri. 6 sicuri, quindi su 6 sicuri i consiglieri dovrebbero essere, Parisi mi aiuti, Bottino. allora, al primo posto Bottino, che è un consigliere uscente, eletto nelle fila dell'opposizione, nelle file del centro-sinistra, poi passato in corsa con la lista Musumeci, adesso candidato con Fratelli d'Italia. Quindi Bottino ha superato, dicono, le 2000 preferenze, quindi sono numeri importantissimi per un consiglio comunale, quindi dovrebbe essere anche il più votato. Quindi Bottino sarà certamente il più votato. Sarà certamente il più votato. Quindi Andrea Barresi, che è assessore uscente, consigliere comunale uscente, poi dovrebbe essere Magni. Eccolo qua. Magni, giovane, diciamo, ha avuto esperienza politica universitaria, quindi Magni, che è un candidato sostenuto anche dal presidente dell'Ars, no? Gaetano Galvagno. Erio Buceti, presidente di circoscrizione della quarta municipalità, che camminava in coppia con Erika Bonaccorso, perché come sapete nei sentiti elettorali c'erano. Poi ci sarà molto probabilmente Paola Parisi, che è consigliere comunale uscente. Balla il 7° seggio, che dovrebbe andare a Viviana Lombardo, anche lei con esperienza in amministrazione comunale uscente. Questo per quanto riguarda Fratelli d'Italia. Rimettiamo la grafica e andiamo su Forza Italia, perché credo che insieme alla Lega e alla Grande Catania, questo è diciamo, anche qui teniamoli sempre con anche 5/6. 5/6, quindi partiamo da Forza Italia. Forza Italia, Petralia. Al primo posto in questo momento c'è Petralia, non dovrebbe cambiare molto, diciamo, sulle prime posizioni. Riccardo Pellegrino, conosciuto, insomma, si è candidato anche alle regionali e non ha avuto molta fortuna. Una donna che si chiama Miraglia. Tutte e due donne. Miraglia, che sono quest'anno le coppie hanno funzionato alla perfezione. E Monteleone. E poi Pier Maria Capuana. Questi dovrebbero essere certi nei 5. Balla un ultimo posto, che potrebbe essere quello di Mario Tomasello, chiamato Poiatti, proprio per si è messo lui nel volantino in questo modo. Grande Catania, che è diciamo, una delle 2 liste degli autonomisti. E Grande Catania dovrebbe premiare Sebbi Anastasi, per ora il primo più eletto in questa lista, poi Campisi, Orazio Grasso, Serena Spoto, una donna, e Balla il 5° seggio, questo, che è un candidato che dovrebbe essere Brucchieri. Alla 5ª posizione, quindi se scatta il 5° seggio dovrebbe essere Brucchieri. La Lega, Zarbo, Musumeci, Gelsomino che è consigliere uscente, Saglimbene che è figlia di un consigliere uscente molto noto, e Cardello, anche lui della municipalità, dovrebbero essere eletti per quanto riguarda la Lega. I 5 della Lega dovrebbero essere questi. Chi manca? Manca la DC. La DC e poi la lista di Trentino, ma anche la lista di Trentino con Curia, Anthony Manara, scusate, e Maria Pagana. Questi dovrebbero essere i 3 nomi della lista. In coppia con Curia. Ha funzionato anche questa coppia. Insomma, le coppie hanno funzionato alla grande quest'anno. E l'altra lista dell'MPA, anche qui una coppia, Rotella Scuderi, dovrebbe essere entrambi consiglieri uscenti, mentre per la DC dovrebbero esserci Giuffrida e Mirenda Sicuri, anche qui ex consigliere comunale, eccetera, e Balla un terzo posto. Chi è rimasto?
Beh, ci sono tutti. Sì, nella maggioranza sì, anzi no, tutti, tutti. ci sono tutti. E poi Maurizio Caserta, del quale abbiamo parlato. Allora, questa dovrebbe essere la ripartizione. Andiamo in pubblicità e poi commentiamo alla fine e sentiamo qualche passaggio della dichiarazione del sindaco di oggi. Rientriamo in diretta, quindi insomma tutti soddisfatti alla fine, qualcuno ovviamente ci rimarrà male, il grande impegno della campagna elettorale, stiamo parlando ovviamente, stiamo facendo le pulci alle liste, che è quello insomma che diciamo, la curiosità che è rimasta insomma, di queste elezioni amministrative nel caso di Catania. Allora Parisi, intanto le leggo un messaggio che è arrivato al nostro numero, ne sono arrivati tanti, però ne leggo uno, diciamo, congratulazioni al nuovo sindaco trentino, la mia domanda è: conosciamo l'assessore Parisi che ci accinge per la terza volta a ricoprire la carica, mi chiedo, ma un uomo così di tale spessore potrebbe ricoprire la carica di vice sindaco? Purtroppo la domanda non la può rivolgere a me, farebbe piacere, però è chiaro che nel famoso gioco di squadra che abbiamo detto prima ci stanno i ruoli, ci sta il peso delle liste, ci stanno gli accordi e poi ovviamente sarà il sindaco a decidere insieme ai partiti, quindi, però io già il fatto che torno a fare l'assessore, ecco, per me è veramente una grande conquista e ne sono veramente felice. Io, diciamo, prima di sentire Trentino, lo sentiamo un istante, diciamo, per far vedere che oggi insomma, ha parlato, finalmente ha ufficializzato questa posizione. Diciamo, mi colpisce, è un dato su tutti, lo dobbiamo dare, è il sindaco di Biancavilla. Congratulazioni a Antonio Bonanno che ha ricevuto l'81% dei voti. Questo significa che diciamo, neanche lo sfidante riesce a entrare in consiglio comunale, quindi sarà una giunta monocolore. Biancavilla, e il sindaco è di Fratelli d'Italia, no? Sì, ma tra l'altro Antonio Bonanno è un sindaco che ha lavorato benissimo, una persona straordinaria, quindi merita questo successo e sono certo che farà ancora meglio. Certo, superare questa percentuale sarà quasi storicamente impossibile, credo che resterà insomma, nella storia, in qualche modo nella storia, così come anche Massimiliano Giammusso non dà diritto di tribuno, non dà diritto di tribuno, incredibile. Allora sentiamo un pezzettino di Enrico Trentino prima di salutarci, insomma, la sua conferenza stampa. Questa è, diciamo, una fase delle interviste che poi hanno fatto i giornalisti. Il sindaco non fa una città, la città la fanno i cittadini e quindi in questo senso dico che ci vuole un progetto condiviso, ci vuole lo sforzo di tutti per spingere nella stessa direzione. Per questo non intendo assolutamente indulgere a toni trionfalistici, a parlare di successo. Questa non è la mia vittoria, non è il mio risultato, io non devo guadagnarmi mostrine, non devo guadagnarmi galloni, non devo guadagnarmi titoli nel curriculum, io devo solamente dare alla città una forma di governo che venga ritenuta utile per la nostra comunità, ma per far questo ho bisogno anche del sostegno dell'intera città. Catania è considerata una città molto attrattiva anche oltre gli investimenti già realizzati da ST Microelectronics e da Enel Green Power. Altre aziende hanno chiesto al Ministero dell'Industria, per come ha riferito il Ministro Urso, di venire a insediarsi nella nostra città approfittando delle opportunità concesse dalla ZES. Naturalmente per far questo il Comune deve fare la propria parte cercando di migliorare e sistemare le varie criticità che ci sono alla zona industriale e questa è una delle priorità che intendiamo noi prendere in considerazione. Questione di sicurezza e questione di pulizia. Anche in questo si tratta di un risvolto di quel patto sociale che si chiedeva prima, però siccome bisogna anche educare chi non è aduso a certe pratiche di civismo, per quanto riguarda la sicurezza abbiamo già chiesto al Ministero della Difesa di aiutarci con un'integrazione di uomini, che siano carabinieri o che siano militari, perché facendo circolare presenza dello Stato in divisa si dissuadono coloro i quali credono che Catania sia territorio loro per le scorribande vandaliche che molto spesso compiono e pertanto reprimendo il crimine, quel crimine che magari è un crimine minore rispetto al passato ma che dà tanto fastidio. Peraltro vorrei anche che ci fossero degli interventi un po' più efficaci.
rispetto ad alcune pratiche che ci sono, per esempio in materia di ricettazione, perché molto spesso non si interviene in alcuni posti pur sapendo dove vengono conservati questi pezzi rubati, ed è chiaro che se uno interviene radicalmente già va a risolvere il fenomeno alla radice. Per quanto riguarda la pulizia, un nuovo dialogo con le ditte per comprendere quali rimedi si possono apporre per risolvere le varie criticità che sono emerse e che stanno emergendo. Nello stesso tempo chiedere che azionino i sistemi di controllo e di comunicazione e a seguito del controllo anche di sanzione, perché non possiamo né lasciare la città all'incuria. Dobbiamo anche individuare, se possibile, dei metodi alternativi alla raccolta porta a porta, perché tutti questi sacchetti di spazzatura lasciati in mezzo alla città anche solo per mezz'ora, un'ora, ma qualche volta per più ore, chiaramente creano un effetto domino negativo che penalizzano non poco il nostro territorio urbano. Purtroppo oramai l'accentramento, lo spostamento dell'interesse sui social consente, banalmente direi, questi leoni di tastiera, ma non li voglio chiamare così, perché molte volte sono anche persone che probabilmente vivono delle condizioni di insoddisfazione. Lo dico perché molto spesso vado io per curiosità sui profili di questi haters e vedo se sono profili aperti che scrivono qualcosa e benché vada hanno un solo consenso sulla loro pagina, se non dato da loro stessi. E allora probabilmente si tratta di degli stati di insoddisfazione che possono anche essere colmati attraverso un avvicinamento alle istituzioni. E allora convocare periodicamente questi haters al municipio per far vedere, vedete, oltre la carica, oltre la persona che voi leggete sui giornali, c'è anche una persona fisica che è pronta a parlare con voi. Ecco, un sistema eretico? Non lo so. Probabilmente innovativo, di contatto e di comunicazione con chi pensa che odiare dia in qualche modo senso alla propria esistenza, mentre ci sono tanti altri modi per dargliene. Non possiamo noi che continuare il percorso che è già stato iniziato con l'acquisto di 120 mezzi della MT a metano ed elettrici, 50 km di pista ciclabile, ma naturalmente sono solamente l'inizio di un percorso di mobilità dolce che deve in qualche modo aiutare questa città. Io mi rendo conto che la vera criticità sta nella connessione di Catania con la fascia extraurbana, perché gran parte di chi si riversa ogni mattina a Catania sono residenti della nostra fascia pedemontana. Quindi il nuovo piano di mobilità sostenibile che ho letto su incarico della città metropolitana conferito da alcuni tecnici ha dato delle risposte, non le ritengo così impattanti sul territorio, dobbiamo anche studiare formule alternative. Una fra tutte, vedere per esempio se è ancora attuale e che tipo di impatto va avere sul territorio l'Etna Rail, questo sistema di monorotaia che potrebbe collegare l'intera fascia exurbana, e nello stesso tempo agevolare dei percorsi virtuosi attraverso l'utilizzo di mezzi elettrici e quindi attraverso l'utilizzo anche delle biciclette, considerando che a breve, spero almeno, già il parcheggio Sanzio verrà completato. Vorrei che altri parcheggi siano in città. C'è il mistero dei parcheggi a Cicastelle e Narciso, devo capire a che punto siano. Mi piacerebbe che si realizzasse il parcheggio Verga, che consentirebbe la pedonalizzazione di una parte di via Umberto, e insomma cercare di togliere quante più macchine dal centro storico per far vivere ai pedoni una realtà territoriale che fino adesso invece è purtroppo invasa da troppi mezzi a quattro ruote. E queste erano le domande rivolte a Enrico Trantino. Siamo a chiudere, Parisi, insomma. Adesso bisognerà di nuovo rimettersi a lavorare, questa volta speriamo senza interruzioni di sorta per la città, insomma, almeno questo. Beh, il fatto che Enrico Trantino abbia fatto parte della giunta precedente come sottoscritto, ecco, questo è un grande vantaggio che ci dà la possibilità di lavorare un secondo dopo il nostro insediamento, sappiamo quali sono i problemi, sappiamo quali sono anche le prospettive, le possibilità che ha questa città, sappiamo anche come muoverci per quanto riguarda l'utilizzo dei fondi comunitari, considerato che siamo una città in dissesto, diventano la nostra fonte principale di progetti e di sviluppo per la città, quindi questo penso che sia sicuramente un aspetto ultra positivo. E noi già ci siamo messi al lavoro, quindi sin da ieri, più tardi avremo un ulteriore incontro, quindi le idee ce le abbiamo abbastanza chiare, ce l'ha abbastanza chiare Enrico Trantino e naturalmente non possiamo fallire.
Allora, una precisazione, diciamo, ci scrivono in tanti dicendo no, lui, quel consigliere che avete nominato entra l'ultimo, quello come vedete l'ultimo, in questo caso per esempio nella lista di Fratelli d'Italia la consigliera Lombardo che è settima. Allora il meccanismo d'Hondt è davvero complicatissimo e può variare, siccome varia in base ai resti su percentuali insomma, di soglia, potrebbe variare anche a una minima variazione della percentuale. Diciamo con i dati esaminati al momento in cui abbiamo esaminato le liste, questi dovrebbero essere diciamo, le proiezioni. Però ci sono forti possibilità che la Lombardo entri come settima. Ovviamente se entra la settima di Fratelli d'Italia qualcun altro perderà diciamo, quello che è la sua ultima posizione, quindi insomma il meccanismo è il proporzionale puro, quindi in questo caso diciamo, noi vi abbiamo dato un quadro di quello che è attualmente la situazione. Diventa difficile che probabilmente l'ottavo, il nono in lista riesca a recuperare, a meno che la distanza non sia veramente minima. Questo solo per precisazione, non c'è nessuno che fa il tifo per nessuno, attenzione, questo precisiamo. Allora complimenti e congratulazioni allora, a tutti i sindaci e buon lavoro a tutti gli eletti, grazie e buon lavoro al neo assessore del Comune di Catania Sergio Parisi, insomma, al quale appunto ci pregheremo di invitarla altre volte. Noi ci salutiamo qui, il Sicilia 24 Focus di oggi termina qui, l'appuntamento con i nostri Focus è a domani, rinnovato a domani, sempre subito dopo il TG di Telecolor. Grazie e buon proseguimento di giornata a tutti.